Nel corso degli ultimi decenni il Museo Friulano di Storia Naturale ha sviluppato un nuovo percorso culturale che lo ha portato a interpretare in maniera più ampia il proprio indirizzo naturalistico, introducendo una visione più ampia di quel concetto di public understanding of science, di diffusione della cultura scientifica, che è tipico del mondo anglosassone e che è stato più recentemente integrato con l'idea di public engagement with the science and technology, cioè coinvolgere il visitatore, lo spettatore, quindi il cittadino, in una maniera più divertente e appunto coinvolgente. Le vicende di questi ultimi mesi, di quest'ultimo anno, ci hanno insegnato e hanno dimostrato quanto sia importante un rapporto positivo fra cittadini e scienza. La nostra regione, inoltre, può vantare una biodiversità che è la maggiore in Italia ed è certamente fra le più rilevanti in Europa e conserva una fra le più significative documentazioni geologico-paleontologiche europee, una testimonianza di quasi 500 milioni di anni di vita e di evoluzione della vita sul nostro pianeta. Il museo ha così sviluppato una politica delle attività tesa a creare connessioni fra discipline e saperi diversi, rivolta quindi alla creazione di una consapevolezza della biodiversità come patrimonio specifico del Friuli, ma condiviso anche con i paesi confinanti, e a fare in modo che i temi naturalistici vengano intrecciati a quelli legati alle scienze fisiche, alle applicazioni tecnologiche, all'ambiente, alla società e ad una cultura di impronta europea. Attraverso il concetto di diversità biologica, che è sia quella passata che quella attuale, la testimonianza quindi del concetto di evoluzione così sapientemente elaborato da Charles Darwin, e grazie a un ruolo di territorio ponte tra culture, ambienti e risorse naturali, il Museo Friulano di Storia Naturale potrà assumere un ruolo di primo piano nell'ampia tematica della cultura, della condivisione di un compito che diventa etico e di valore assoluto, quindi di rispetto della natura, della biodiversità. Potrà così diventare un centro di mediazione culturale al servizio della società e un moderno centro di attrazione culturale e turistica in ambito regionale e non solo. Il museo non è quindi un semplice contenitore di collezioni, non è uno strumento vuoto, ma uno strumento di comunicazione culturale, una chiave di lettura del territorio e delle sue dinamiche passate, presenti e future. Quindi anche una guida a scelte consapevoli che spettano al cittadino. Il Darwin Day, che il 12 febbraio di ogni anno ricorda la nascita di questo grande naturalista, vuole non solo ricordare il ruolo fondamentale del concetto di evoluzione per comprendere la natura e la sua dinamica, e questo vale per la natura in senso globale ma anche per l'uomo, ma anche spronare le istituzioni e i musei in particolar modo ad attività ed iniziative in tal senso, puntando proprio sul fatto che l'uomo non è un elemento estraneo, ma un elemento all'interno della natura e ne fa parte a pieno titolo, non può ritenersi assolutamente al di sopra di essa. Il Museo di Storia Naturale, in questo momento particolarmente complicato e nel pieno rispetto quindi delle regole del distanziamento sociale, inserirà nei propri social, nei propri strumenti di comunicazione, a cadenza regolare, alcuni brevi video delle vere e proprie pillole di evoluzione e dintorni. Il 18 febbraio invece in diretta streaming ci sarà una conferenza del professor Nazzi che parlerà di Darwin in cerca delle api, mentre il 23 chiuderemo questa settimana di attività dedicate al Darwin Day con un video per i più piccoli appositamente realizzato, dedicato anche in questo caso alla danza delle api, e con un incontro per insegnanti che verrà curato dal conservatore Paolo Glerran e da Luca Lapini, ambedue curatori del Museo di Storia Naturale. In bocca al lupo per tutte le vostre avventure, e noi ci auguriamo che quanto il museo va a proporvi sia di vostro gradimento.